di cronaca degno di essere annotato sui nostri notes. Attenzione in questo momento alla Solesinese in avanti con Severin che centra dalla sinistra un pallone in mezzo che è preda dei difensori ospiti, viene messo in fallo laterale. Una partita dove la Solesinese si tenta a trovare i collegamenti, la palla fa fatica dai difensori a pervenire agli attaccanti, non c'è il gioco, la geometria dei centrocampisti e questa è la più grossa difficoltà adesso della squadra di casa a far gioco. Gli ospiti si stanno difendendo senza infamia e senza lode, non pungono assolutamente, sono più occupati a difendere, a stazionare la loro metà campo che ad offendere. È un po' una partita che per adesso non ha attratto, non ha divertito tra l'altro lo scarso pubblico presente oggi a Solesino. Per la cronaca segnaliamo che al 12° è stato ammonito Curto della Solesinese per un fallo a centrocampo. 0-0 dunque, siamo giunti al 25°, linea Ponte Corezzola. Arriviamo. Allora, 42° rigore per la Solesinese, è stato atterrato Severin dal numero 2 Sardegna. Sardegna è stato anche espulso perché era già stato in precedenza ammonito, quindi espulso per doppia ammonizione. Adesso giustissima occasione per la Solesinese per passare in vantaggio sul pallone, c'è già Trivellato, non so se posso tenere la linea per la trasformazione che è questione di secondi, e sarebbero 3 punti importantissimi qualora la Solesinese passasse in vantaggio e mantenesse questo risultato. Adesso l'arbitro ha ancora a che dire con qualche giocatore ospite che protesta, minaccia di tirar fuori un cartellino giallo nei confronti del numero 6 Romano. Nel frattempo Trivellato cerca la concentrazione ma è disturbato dal portiere che in qualche modo cerca di distrarre. Piatto destro, pallone da una parte, portiere dall'altro. Al 43° del primo tempo la Solesinese passa in vantaggio, calcio di rigore trasformato a Trivellato. Solesinese 1, Laguna Venezia 0, giusto con il risultato di Solesinese 1, Laguna Venezia 0, gol al 43° di Trivellato su calcio di rigore. Lo stesso Trivellato era stato atterrato dal numero 2 Sardegna, uno dei due ospiti che è stato ammonito per la seconda volta e quindi espulso dall'arbitro signor Campagnolo di Bassano. Quindi adesso i secondi 45 minuti vedranno gli ospiti di Murano giocare in 10 uomini. Partita insomma che la Solesinese ha meritato di condurre, soprattutto perché le 4 occasioni registrate in questo primo tempo sono state tutte di marca granata. 1-0 dunque per la Solesinese. Solesino si sta giocando il secondo minuto di recupero, quindi siamo al 92°, è stato ammonito in questo momento Bergantin in una rara puntata in avanti dei giocatori ospiti. Il punteggio è sempre bloccato sul 2-0 per i padroni di casa, gol al 43° del primo tempo di Trivellato sul rigore, al 15° della ripresa gol di Cecchetti. Dal 15° sostanzialmente la partita si è chiusa. Avevo detto nella partita che non aveva offerto spettacoli, lampi di interesse. In quest'ultimo quarto d'ora si è messo il portiere ospite Gatto, che si è messo a giocare come libero quasi a 3 quarti campo, e ha rischiato più di una volta di mandare in gol addirittura il non detto Severin, che notoriamente non ha più lo sprint veloce dei tempi migliori, e Severin in 2 occasioni da vicino gol ha sbagliato la mira grazie alle cincischiate di questo portiere, che adesso, quando è stata battuta la punizione del Laguna Venezia in avanti, si era portato addirittura quasi al limite dell'area di rigore. Quindi diciamo questo portiere che si chiama Gatto di nome ci ha un po' in qualche modo movimentato il pomeriggio, che fino ad adesso non dico che fosse stato soporifero, però quasi. Nulla da segnalare in questo secondo tempo, a parte il gol di Cecchetti e le imprese temerarie dello zemueliano Gatto, e se non altro tutto il bando delle sostituzioni. Tutti e 2 gli allenatori hanno già fatto tutti e 3 i cambi a loro disposizione. Ribadisco il punteggio mentre aspettiamo solo il fischio finale del signor Campagnolo di Bassano. Solesinese 2, Laguna Venezia 0.